Su iniziativa dell'europarlamentare della Lega Nord Mara Bizzotto, il Parlamento europeo ha votato la modifica e l'adeguamento del fondo per i lavoratori le cui aziende hanno delocalizzato in paesi al di fuori dell'Italia. È una iniziativa che riguarda soprattutto i territori del nord del nostro paese, dove la delocalizzazione in altri paesi dell'Unione Europea ha provocato disoccupazione, chiusura di aziende, soprattutto piccole e medie imprese, e licenziamenti. Ora la palla passa, come si dice, alla Commissione Europea. Sicuramente è un tema che mi sta a cuore, purtroppo dico, perché le aziende in crisi in Italia sono tantissime le aziende che chiudono, ne avevamo già parlato anche in questi studi, che vanno nell'Europa dell'Est, ma ora abbiamo scoperto anche in Carinzia e in altre regioni europee. Questo fondo, che grazie anche al mio intervento è stato allargato anche alle piccole e medie imprese che prima non erano coinvolte, vuole proprio questo dare... è molto importante. Certo, quindi perché la nostra realtà... Fondo anche per le piccole e medie imprese. Esatto, perché prima riguardavano solo le grandi industrie che ci sono nel nostro territorio, ma il nostro territorio è patria di piccole e medie imprese. Quindi è rivolto anche a loro e l'obiettivo è proprio dare una risposta alle tante aziende che purtroppo stanno chiudendo, anche se l'Europa dovrebbe capire che il mercato unico è fallito e dovrebbe intervenire con altri metodi e non solo in fase emergenziale per dare una risposta. Le regole sono diverse, la burocrazia e le tasse in Italia non sono quelle che ci sono in Austria, in Slovenia o in Croazia, che tra poco entrerà. E se l'Europa continua a far finta che questo non sia vero, accadrà che le aziende che chiudono sempre di più, saranno sempre di più e non basteranno i fondi a disposizione per salvare le nostre aziende.